E qui oggi quindi c'è il cuore pulsante delle camere di commercio. Però negli ultimi anni, come sapete, oggi data center, se non sei grande, devi andare da qualcun altro, no? Questo è un po' quello che la spinta che tutta la pubblica amministrazione in Italia sta ricevendo. Se pensate che abbiamo più di 10.000 data center, no? Se non sbaglio, Luca, in Italia, e quindi gestirne 10.000 è veramente, sarebbe uno sforzo incredibile, sia per le competenze che servono, ma soprattutto per le criticità che oggi i data center hanno. Pensate solo al tema della cyber security. E quindi da questo ci siamo resi conto che a Padova esiste qui in Infocamere uno dei data center più importanti, era il punto di partenza giusto per provare ad allargarci. Da allora nel nostro data center ospitiamo, a parte la disaster recovery della Regione Veneto, e di questo appunto ringrazio appunto tutti i colleghi della Regione, perché questa sinergia ci permette, no, a noi di dare un servizio alla Regione e poi una reciprocità che stiamo appunto mettendo in pista. Ma c'è molte macchine dell'Università di Padova, in particolare c'è l'HPC, quindi l'High Performance Computing, quindi sta diventando anche un data center che sta abilitando i processi di intelligenza artificiale di cui ce ne sarà sempre più bisogno. Oltre ai servizi dello IOV, del VIM, quindi stanno portando qui tutta una serie di servizi che sono critici sia per la gestione dei dati che hanno, e qui ci sono tutte le certificazioni per poterlo fare. Questo è il nostro obiettivo. Avete sentito parlare anche ormai sui giornali dell'idea di fare anche un raddoppio del data center nella fiera di Padova. Noi vogliamo essere il partner tecnologico che supporta questo nuovo data center. Nel frattempo stiamo anche raddoppiando la potenza che abbiamo qui. Abbiamo 1000 kW, ma stiamo portandoli a 2000 nei prossimi mesi, perché per fare un data center comunque ci occorrerà almeno un paio d'anni, e come sapete da qui a 2 anni intorno a Padova sta nascendo bisogni sempre più forti di questi sistemi. Pensate solo all'ospedale, no? Il nuovo ospedale, come tutti gli ospedali, un ospedale è autonomamente attrezzato per l'informatica, ma pensate solo dove portare i dati di disaster recovery, di backup, e quindi ci sarà sempre più bisogno. Quando si sente dire, e poi chiudo e lascio la parola a Gianni Potti che sta portando avanti, insomma, con Digital Meet questa, almeno questa cultura, no, di quanto sia importante l'informatica, quando si sente dire che soggetti come Microsoft, no, vogliono investire 4 miliardi in Italia nei data center, è perché c'è un business da 4 miliardi su queste cose, e quindi sarebbe un peccato, no, queste cose non farle anche come paese. E quindi noi sposiamo appieno questa infrastruttura che in regione era già molto forte, anche perché mi sono dimenticato di dirvi, ma noi qui siamo collegati al V6 con i cavi in fibra, perché il V6 è qui dietro in Corso Spagna, e questo ci dà una connettività a noi e a tutta la pubblica amministrazione del Veneto di, ad esempio, arrivare qui come in regione o in università, in qualsiasi altra PA, con una rete già pronta, quindi senza ulteriori costi aggiuntivi. Ecco, questo è quello che stiamo facendo, non vi tedio con altro, anche perché poi vedo che ci sono anche molti comuni, sapete che anche lo sforzo che come sistema camerale stiamo facendo sugli sportelli unici delle attività produttive, dove tutto il Veneto oggi ha la piattaforma delle impresa in un giorno del sistema camerale, e sono più di 4.000 i comuni in Italia che hanno questo front-end, su cui anche lì stiamo cercando di semplificare la vita alle imprese, perché questa è la missione di Infocamere. Grazie ancora e lascio la parola a Gianni Post. Grazie Paolo, grazie a voi
che per il terzo anno ci date modo di essere qui con Digital Meet. Grazie a Luca De Pietro, all'amico Freddo, all'assessore Francesco Calzavara, insomma un po' di saluto così rapidamente. Due battute iniziali. Digital Meet l'abbiamo presentato in Senato venerdì a Roma, stamattina ho cominciato alle 6:30, 7 sul TG3 e poi sono già stato in una scuola, c'erano 300 ragazzi al Barbarigo con Paolo Cagnà, direttore dei giornali del Nord-Est, vice direttore. Adesso qui e in contemporanea altre 7 iniziative stamattina in altre regioni italiane. Questo per dirvi qual è la spinta, il volontariato, l'impegno di Digital Meet, cosa particolarissima, nata 13 anni fa e in cui comitato scientifico ci onorano sia Luca De Pietro che Paolo Ghezzi di farne parte e dare anche una grande spinta. E questo avveniva 13 anni fa, quando in questo paese la parola alfabetizzazione digitale non esisteva quasi neanche nel vocabolario. Questo lo dico qui in casa, insomma, un po' di orgoglio, perché, come dice spesso l'ex rettore Rizzuto, è un prodotto padovano, veneto, che è diventato un prodotto nazionale. E questo non è per dire a quanto bravi siamo stati. Comunque dalle nostre parti si è pensato a qualcosa che portasse l'alfabetizzazione cercando di mettere assieme persone di ogni provenienza, di culture diverse, di età diverse, perché alla fine tocca a tutti l'utilizzo dei device cosiddetti. E non riguarda solamente persone esperte come quelle che sono qui stamattina, ma riguarda tantissimo anche la signora Maria che ha bisogno di sapere l'orario del vaporetto ed ha solo un'icona sul telefonino, ma le basta quello per andare a Venezia. Quell'altro che prende il bus, la signora che vuole fare la ricetta, insomma le cose più banali della vita di tutti i giorni. Noi ci accontenteremo di questo, ma, e qui vado anche a concludere, l'indice DESI ci dice una cosa non piacevolissima, Luca. Vale a dire, nella parte di infrastrutture digitali, 5G, fibra e via discorrendo, l'Italia negli ultimi anni ha migliorato la sua posizione in Europa. Oggi siamo circa 18esimi, ma incredibilmente nell'alfabetizzazione siamo andati indietro. Eravamo arrivati verso 22-23, oggi siamo di nuovo 25esima. Quindi il tema delle competenze, quando ci siamo posti questa questione, del capitale umano torna, ahimè, fondamentale. E la coalizione veneta è un esempio in questo senso, perché altre storie simili io non ne conosco, dico la verità, e quindi ci inorgoglisce questo fatto, perché parla a tutti gli stakeholder di ogni livello, sia della PA, del privato, delle imprese, le singole persone. Ecco, questo è lo spirito con cui affrontiamo Digital Meet 2025. Avremo ospiti di tutti i tipi, però avremo soprattutto dei digital evangelist che vanno nel territorio a raccontare come si può fare meglio una certa cosa. E parallelamente avremo la star, quest'anno Fagin viene per la 4ª volta a Verona, per l'esattezza, una platea anche importante. Ecco, chiudo con una parola che è velocità. Tutto questo, i 13 anni che sono passati, tra l'altro segnalo chi volesse in macchina mettersi sul podcast di Digital Meet, è disponibile sul sito di Digital Meet e anche di Radio 24 Veneto, quindi chi ha voglia non è male, saranno 5 puntate di podcast che raccontano la storia. Ecco, oggi non si tratta solo di celebrare una storia, ma di celebrare un futuro. E la velocità con cui questo avverrà credo che sarà molto più grande di quella che potremmo immaginare oggi. Grazie.
ecosistema è un organismo collettivo in cui tutti lavorano insieme per creare l'equilibrio. Agenda Digitale del Veneto 2025 è un ecosistema che cresce. Un patrimonio di progetti, persone e passione al servizio del Veneto, che migliora la qualità della vita dei suoi cittadini, che sostiene la competitività delle sue imprese. Un ecosistema che si sviluppa su 4 pilastri. Le competenze. Perché la trasformazione digitale si costruisce sulle competenze dei cittadini e degli operatori. Le infrastrutture tecnologiche. Perché sono i nuovi asset digitali a garantire connettività e sicurezza di ogni territorio. I servizi digitali. Perché sono la leva più efficace per avvicinare la pubblica amministrazione ai cittadini e alle imprese. I dati. Perché raccogliere, analizzare, elaborare e trasformare i dati in patrimonio per la collettività permette di abilitare servizi semplici, accessibili, inclusivi e di immaginare il futuro. E su questi pilastri l'ecosistema digitale cresce. Una trasformazione costruita dalla Regione del Veneto con gli enti locali, le università, le imprese e i cittadini. Un grande lavoro di squadra che coinvolge oltre 10.000 addetti che ogni giorno gestiscono centinaia di servizi con milioni di transazioni. L'Agenda Digitale del Veneto è un ecosistema generatore di sviluppo. È il territorio sempre più vicino alle persone, sempre più semplice da vivere, sempre più sostenibile. Bene, a me il compito di avviare ufficialmente i lavori di questa mattina, ma riprendo un ludico vero concetto forte di questo video, cioè un ecosistema. I risultati che abbiamo ottenuto in questi anni sono frutto di una collaborazione. Qui abbiamo 4 attori importantissimi nel nostro territorio, c'è ANCI con Carlo Rapicauli, c'è Infocamere, c'è Gianni Potti con Digital Meet. Risultati così importanti sui temi diversi che l'oggetto dell'agenda digitale, infrastrutture, servizi, dati, competenze, sono il frutto di una visione condivisa e soprattutto di un lavoro condiviso, fatto di tantissime riunioni, tantissimi incontri, ma tanti risultati raggiunti grazie veramente alla collaborazione di tutti e soprattutto poi del territorio. La giornata di oggi ha 2 obiettivi: fare il punto sui risultati della coalizione per le competenze digitali che il Presidente ci illustrerà fra poco e poi in realtà ragionare un po' tutti assieme sugli impatti che questa nuova o attuale sfida dell'intelligenza artificiale ci pone, no? Lo diceva prima Gianni Potti sulle competenze digitali, il DESI, l'indicatore europeo, questa classifica ci riposiziona un po' indietro rispetto agli anni precedenti, eravamo già indietro prima, poi siamo tornati un po' avanti, un po' indietro, poi ce lo racconterà bene Nello Iacono in un primo intervento da Roma, però la vera sfida è che in realtà l'asticella si alza, è questo che dobbiamo vedere, l'asticella che andava bene 13 anni fa è molto diversa dall'asticella, dalle competenze di base avanzate che avremo bisogno oggi e che avremo bisogno domani, ecco. Questa coalizione, nata con lo scopo di creare una grande comunità di operatori, che è stata la vera intuizione di Regione Veneto, supportata da ANCI, ha proprio quest'idea: costruire una comunità, mettere in relazione persone per definire assieme queste sfide e per poi aiutarsi a cogliere. Quindi grazie ancora per essere qui e io lascerei la parola subito a Carlo Rapicauli, Presidente dell'Assemblea della Coalizione, Direttore Generale anche di ANCI Veneto, che ci racconta un po' che cosa abbiamo fatto negli ultimi 12 mesi e un po' che cosa ci prospetta il futuro. Grazie. Buongiorno a tutti. Adesso, prima di illustrarvi i numeri e i risultati che progressivamente, anno dopo anno, danno un senso della crescita dell'attività, mi soffermerei un attimo sul termine coalizione e di quanto questo sia importante, soprattutto per gli enti locali, il mondo che ANCI rappresenta. Cioè, da soli non possiamo andare avanti, cioè impossibile. Cioè, e dobbiamo farci trovare pronti alla grande sfida dell'innovazione.
cioè, che corre molto più veloce rispetto ai nostri tempi organizzativi e amministrativi. Dobbiamo necessariamente farci trovare pronti e ci si trova pronti se si lavora insieme, se si investe sul personale, se si investe nella formazione. Molto è stato fatto per le infrastrutture, è stato accennato prima, gli investimenti anche del PNRR hanno creato grandi opportunità. Noi viviamo in un contesto di grande difficoltà anche a reperire il personale dipendente dei comuni. Sembra una contraddizione tutto questo, una difficoltà di investire in una crescita significativa dell'infrastruttura digitale con potenzialità enormi e poi ci scontriamo con la realtà di ogni giorno. Cresce in modo velocissimo l'intelligenza artificiale, la legge è stata approvata e pubblicata pochi giorni fa, e c'è una parte molto rilevante legata alla pubblica amministrazione. E questa è la nostra sfida, ma la sfida la possiamo vincere, affrontare e quindi vincere insieme, come abbiamo fatto in passato per altre situazioni altrettanto sfidanti. Con l'attenzione di evitare, da un lato, l'idea che l'intelligenza artificiale possa sostituire la persona e quindi affrontare il tema della carenza di personale attraverso una gestione totalmente informatizzata, cosa che nella pubblica amministrazione, almeno a oggi, con le conoscenze attuali, non è possibile. Ma ci sono degli strumenti, penso alla verifica della documentazione delle gare, all'interoperabilità delle banche dati, alle verifiche necessarie che spesso impegnano il personale per ore e ore lavoro che potrebbero essere sostituiti con la digitalizzazione, ma molte altre applicazioni possibili che semplificano il lavoro, quindi accelerano, liberano ore lavoro con la possibilità di specializzare i nostri dipendenti e concentrarli sullo sviluppo. Rendono servizi più efficienti ai cittadini, che poi è il nostro obiettivo unico, forse prioritario in ogni caso, però occorre che altrettanto impegno e investimento che è stato fatto sulle infrastrutture venga fatto per l'organizzazione e per le risorse umane, che sono fondamentali soprattutto negli enti locali, e anche la consapevolezza. La Regione ha fatto molto da questo punto di vista. Parliamo della coalizione oggi, ma c'è anche un piano di riordino territoriale che spinge all'associazionismo o alla coalizione, appunto, al di là di tutte le discussioni che vengono fatte sul numero eccessivo di comuni, sulle fusioni obbligatorie. Lasciamo stare la parte organizzativa di tipo amministrativo-politico, ma la consapevolezza di lavorare in gruppo e cercare di associare i servizi supportati fortemente dagli strumenti che la tecnologia oggi ci offre è l'unica strada, quasi obbligata, ma che ci darà la possibilità di affrontare e vincere anche questa sfida. Detto questo, vediamo rapidamente i numeri dell'attività dello scorso anno. Allora, la coalizione, appunto, si diceva prima, è questo progetto voluto dalla Regione, ma che ha avuto il sostegno da parte nostra, da tutti i comuni, di lavorare insieme. C'è una struttura organizzativa, l'abbiamo presentata in tutti gli incontri annuali che vedete e che non ripeto, ma l'obiettivo è darsi una struttura organizzativa non di tipo burocratico, ma proprio con la finalità che dicevamo prima, cioè metterci insieme dal punto di vista delle competenze, della formazione e dello sviluppo condiviso. Gli enti aderenti ormai stiamo raggiungendo dei numeri significativi, però sono pochi. Ancora gli enti aderenti sono 142, i comuni sono 560. Cioè dobbiamo insistere e lavorare per questa finalità, ragionando e ribadendo, facendo passare il principio che non si tratta di un'altra struttura organizzativa di tipo burocratico, ma di una necessità di mettersi insieme. Io spero che il prossimo anno, quando ci ritroveremo a fare il bilancio, questo numero di 142 sia significativamente cresciuto, perché le sfide di quando abbiamo cominciato anni fa e adesso sono molto più urgenti, molto più importanti. In ogni caso, dati i numeri, ma vedete che è stato fatto molto. Cioè, ci sono i numeri che potete vedere, sono
molto significativi rispetto a tutta l'attività che è stata fatta. Se siamo di più, si può fare certamente di più. 93 incontri, 10 iniziative coordinate, 5 collaborazioni, 7 progetti, 144 incontri, c'è tanto lavoro fatto che dimostra che quello di cui parliamo appunto non sono riunioni di tipo amministrativo, ma si traducono in attività concrete di formazione. I numeri, cioè, sono anche significativi, oltre 3.000 presenze, più 1.167 operatori coinvolti, più enti partecipanti rispetto a quelli che formalmente aderiscono alla coalizione. Quindi le iniziative di bilancio che oggi presentiamo, 2024-2025, danno un senso della mole di attività. L'aiuto, l'appello che lanciamo da qui ogni anno è quello di crederci di più in questa necessità di lavoro comune e che questi numeri crescano ulteriormente, ma proprio per gli obiettivi che ci siamo dati. E infatti il nostro programma è quello di aumentare l'adesione alla coalizione, cercare di comunicare le attività che vengono fatte e promuovere la partecipazione a questa, alla rete, che appunto è l'unica modalità per vincere le sfide. E allora insistiamo con la campagna di adesione annuale, cercando di far crescere questi numeri. Grazie. Grazie al dottor Abicavoli. L'adesione è gratuita, c'è solo il tempo da dedicare alla coalizione perché poi è la regione che attraverso le proprie risorse cerca di individuare formatori, attività, sensibilizzatori, gestori di gruppi di lavoro. Lascerei qui adesso la parola a Nello Iacono che è collegato da... Eccolo qua, buongiorno Nello, come stai Nello? Oh, bene, bene. È sempre un piacere rivederti, anche perché proprio di recente è uscito un tuo nuovo libro che tratta il tema dell'intelligenza artificiale e quali sono gli impatti dell'intelligenza artificiale nell'ambito dei cosiddetti i leader, cioè coloro che si occupano di innovazione digitale. Hai 20 minuti per farci capire che futuro ci attende. Grazie e vado subito a condividere. Nello, io non ti ho presentato, perdonami. Tra le tante cose, dottor Nello Iacono è anche il responsabile di Repubblica Digitale e segue l'azione 172 per conto del Dipartimento, che è quella dei centri di facilitazione. Ecco, sì, diciamo che qui intervengo proprio sul tema delle leadership e quindi vi ringrazio dell'invito e con Nicola Freddo e con te, insomma, si è pensato di approfondire su questo tema, però dato che si era parlato in generale nelle battute iniziali del DESI più che altro sul rapporto del decennio digitale e dello stato delle competenze digitali verso i cittadini. C'è da dire che il progetto che è stato finanziato dal PNRR dei servizi di facilitazione digitale sta avendo successo, ha avuto più di 1.860.000 cittadini coinvolti, più di 110.000 nel Veneto e quindi stiamo andando molto diciamo rapidi e pienamente anche meglio, diciamo così, di quanto ci si aspettava rispetto ai target europei. C'è da dire che i dati che abbiamo e che si citavano prima sulle competenze digitali dei cittadini in realtà sono dati del 2023 e quindi non tengono conto di tutte le azioni che sono state fatte in tutta Italia negli ultimi 2 anni. Quindi ci aspettiamo che la rilevazione 2025 dia un po' ragione dei primi effetti di quello che si sta facendo, sapendo che è un cambiamento culturale che quindi necessariamente ha bisogno di tempo. L'ultima notizia che do prima di entrare nel tema è che la Commissione europea ha chiesto ai paesi
di definire un percorso di crescita sulle competenze digitali di base rispetto agli obiettivi 2030 che sono stati fissati appunto nel rapporto nel piano per il decennio digitale, e l'Italia ha rimodulato recentemente il proprio percorso per raggiungere nel 2030 l'obiettivo dell'80%, e ha fatto questo cercando di mettere insieme e integrare tutte le azioni che hanno effetto sulle competenze digitali di base, quindi dalla scuola al mondo del lavoro ai punti digitale facile, comunque tutto ciò che ha a che fare anche con le comunità sociali. Detto questo, poi magari l'approfondiremo nel momento in cui raggiungeremo i 2 milioni, che era il target europeo, e quindi potremo dedicare un evento nazionale proprio sul tema. Entriamo però sull'argomento anche perché è stato già citato che diciamo, un aspetto fondamentale all'interno della pubblica amministrazione è parlare di competenze e di risorse umane. Per questo il tema delle leadership, che vediamo come leadership diffusa, nel senso che non è soltanto di poche persone, ma deve essere naturalmente diffusa all'interno dell'organizzazione, diventa fondamentale. Un'interpretazione limitativa che potrebbe essere data anche delle linee guida per la pubblica amministrazione, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che come sapete sono andati in consultazione, ora si stanno consolidando, e di pensare che poi comunque sia mestiere del responsabile per la transizione al digitale. Non è così, è un tema, quello della strategia dell'intelligenza artificiale, dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle organizzazioni pubbliche di tutti. Sicuramente, prima di tutto, di chi coordina, e quindi l'RTD, ma dall'altra parte è necessario che sia un patrimonio e una partecipazione che veda tutti i dirigenti, coloro che hanno responsabilità, e tutto il personale che deve condurre la pubblica amministrazione al cambiamento, sapendo che quello di cui stiamo parlando non è qualcosa di separato dal resto dei processi organizzativi, dei servizi che vengono forniti ai cittadini e alle imprese, ma è essenziale per il funzionamento. Cioè stiamo parlando dell'organizzazione, il cambiamento della pubblica amministrazione, e quello che faremo non è assolutamente veicolato o indirizzato dalla tecnologia, è qualcosa che bisogna definire sulla base di obiettivi, e su questo le linee guida della pubblica amministrazione danno delle buone indicazioni sui settori in cui bisogna intervenire. Dobbiamo sapere che siamo di fronte a una rivoluzione digitale quindi non è una rivoluzione industriale come tutte le altre, ma è qualcosa di più che va a trasformare proprio il contesto in cui lavora l'organizzazione, ed ha una velocità che prima non aveva, e quindi che ci obbliga non soltanto a pensare a come utilizzare appieno questa tecnologia, ma anche a far sì che sia pienamente integrata con tutte le altre tecnologie, e che siamo nella logica di una trasformazione continua, quindi anche dal punto di vista dello sviluppo delle competenze e del come seguire l'evoluzione tecnologica dobbiamo tenerne conto. Sappiamo che l'intelligenza artificiale è una tecnologia particolare, nel senso che non solo è pervasiva, ma conforma in qualche modo il contesto in cui si lavora, e quindi è stata denominata la nuova elettricità perché è abilitante per tutto.
e quindi è sicuramente pervasiva e abilitante, ma è anche indispensabile, nel senso che ormai non ci sono applicazioni digitali che non la contemplino e che quindi sia dal punto di vista dell'organizzazione, ma anche dal punto di vista dei cittadini, in qualche modo questo diventa il linguaggio con cui e anche la mente con cui ci si rapporta. E quindi dobbiamo tenerne conto, dobbiamo capire come gestire sicuramente questa tecnologia. Però la cosa che credo sia essenziale per poi poterla governare nella sua nel suo possibile, nel suo utilizzo, nelle opportunità che dà, ma anche tenendo conto dei rischi che sono connessi, e che si parla di tecnologia. E quindi soprattutto un po' meno all'interno dell'organizzazione pubblica, ma sicuramente quando andiamo a fare comunicazione verso i cittadini, il mito della tecnologia che va per conto proprio, in qualche modo autonoma, che può sostituire gli umani o cose di questo genere, deve essere tenuta ben a freno, ben controllata, perché stiamo parlando di tecnologia, quindi non c'è un attore nuovo che pensa, non c'è un attore nuovo che mette dentro intelligenza, è semplicemente una tecnologia molto più complessa, molto più potente, che dobbiamo riuscire a utilizzare al meglio. E sapendo anche che è una tecnologia che permette di raggiungere dei risultati che noi non riusciremo a raggiungere in tempi ragionevoli. Sicuramente la velocità di elaborazione di dati, di confronto tra immagini, dati, la ricerca di informazioni è qualcosa che, grazie all'applicazione di intelligenza artificiale, noi riusciamo ad avere come una grandissima opportunità. Ovviamente nel mondo sanitario questo sta avvenendo sempre in maggiore evidenza, e dobbiamo sapere che lì non entra in gioco la capacità medica o la capacità di analisi, ma semplicemente la capacità di confronto di un numero di dati, di casi che un umano non riesce a fare, non riusciva a fare prima. Quindi capire effettivamente cosa l'intelligenza artificiale può far meglio e utilizzarla per quello. Ma per fare questo dobbiamo tener conto appunto che c'è innanzitutto un problema di strategia, di visione, e quindi i leader, quindi chi ha responsabilità organizzative di gruppo, deve essere quello che prima di tutti e innanzitutto riesce a indirizzare questo utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ripeto, nelle linee guida della pubblica amministrazione vanno consolidandosi, c'è questa logica. Diciamo, il rischio che non dobbiamo su cui non dobbiamo andare è di pensare che sia affare dell'RTD, è un affare dell'organizzazione pubblica. Per fare questo dobbiamo andare verso un concetto di intelligenza artificiale che sia positiva, quindi indirizzata agli obiettivi dell'organizzazione pubblica, e che quindi sia funzionale al benessere collettivo. Ed è questo fondamentale, ed è fondamentale come concepire la trasformazione digitale come la trasformazione dell'organizzazione pubblica, quindi tenendo conto di tutte le aree di intervento, dalla strategia alla parte dei modelli di servizi, quindi anche del rapporto con l'utente, ma i processi operativi interni, ovviamente tutto ciò che ha a che fare con la gestione, l'analisi, l'utilizzo dei dati, la programmazione, e poi ovviamente le competenze. Queste sono le aree della trasformazione digitale, questa è la visione di intervento che dobbiamo avere, e l'intelligenza artificiale dobbiamo metterla in tutti questi
questi aspetti, sapendo che la sfida grossa su cui stiamo andando e che stiamo cercando tutti insieme di realizzare è quella del cambiamento in cui al centro rispetto al rapporto con l'amministrazione è l'utente, il cittadino, e quindi l'amministrazione si articola e quindi ha questa grande sfida anche dell'interoperabilità dei dati e delle applicazioni per fornire al cittadino, quando è necessario, quando è opportuno, quando gli può essere utile, il servizio da utilizzare. E quindi questo, che era il paradigma, che è ancora il paradigma dell'APIO, è ancora qualcosa da realizzare, ma è, diciamo, la visione di pubblica amministrazione che poi dobbiamo realizzare. Per fare questo, ovviamente, le competenze della leadership devono essere rivisitate, era già stato detto, rispetto al digitale, ma ancora di più, ovviamente, nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, guardando alla leadership non soltanto rispetto agli aspetti di relazione con le persone, oppure di comunicazione, quindi di carisma che deve avere il leader, ma rispetto a tutte le aree di competenza, quindi dalla gestione dell'organizzazione alla gestione anche dei progetti, e quindi l'indirizzamento strategico verso la realizzazione della mission, sapendo che la base di conoscenza del mondo digitale diventa fondamentale, e che l'utilizzo in maniera del tutto diciamo ibrida del digitale rispetto all'analogico diventa fondamentale, perché stiamo appunto all'interno di questa dimensione on life. Siamo anche di fronte a a un'evoluzione che è molto dinamica, per cui quando pensiamo all'utilizzo positivo, quindi di un'intelligenza artificiale positiva, quindi qualcosa che sia indirizzata al benessere collettivo, dobbiamo pensare anche che per riuscire a realizzarla nel tempo dobbiamo metterci nell'ottica del fatto che i compiti delle singole persone che concorrono all'interno dell'organizzazione via via andranno a cambiare perché alcuni compiti non saranno più necessari, altri dovranno essere automatizzati. Anche potranno sviluppare dei nuovi compiti, perché andremo a realizzare dei nuovi servizi, ad esempio. Tutto questo richiede che salga molto di più di quanto non è adesso il ruolo, l'evidenza della direzione risorse umane, perché bisogna non soltanto gestire questo complesso percorso di crescita, che non è ovviamente soltanto formazione, ma anche perché via via i compiti dovranno essere rimodulati, rivisti e quindi assegnati in modo che appunto rispettino l'evoluzione tecnologica. È per questo che nelle organizzazioni, quindi anche nelle organizzazioni pubbliche, bisogna pensare agli architetti dei lavori, quindi come questi compiti possono essere ridistribuiti, come i lavori si possono decomporre in modo tale che via via le nuove figure professionali siano del tutto, diciamo, allineate con l'evoluzione tecnologica. Sicuramente continuano ad essere, come si è già detto negli interventi precedenti, i dati un aspetto fondamentale che ci serve sicuramente per disegnare, governare, programmare i nostri processi e anche quindi il funzionamento dell'organizzazione. Dall'altra parte dobbiamo sapere che in diversi
processi, in diversi servizi, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è chiaramente e strettamente legata alla qualità dei dataset che noi riusciamo a confezionare e su cui le applicazioni possono ragionare. Sappiamo che, ad esempio, nei servizi per il turismo piuttosto che per la gestione e il customer, diciamo, il citizen relationship management, ci si poggia molto sul fatto che la qualità della risposta dell'applicazione verso i cittadini sia di un certo rilievo. E quindi anche da questo punto di vista il avere dei processi che garantiscono l'affidabilità e la qualità dei dati diventa fondamentale. Quindi sempre di più dobbiamo non solo generare, ma anche raccogliere e confezionare dei dataset che possano addestrare bene le applicazioni di intelligenza artificiale per fare dei servizi che sarebbero, che già si rivelano molto, molto, molto utili. E quindi questo è sicuramente qualcosa da fare, così come teniamo conto dei dati sanitari, in cui è fondamentale che ci sia un presidio effettivo per poter addestrare gli agenti e le applicazioni di intelligenza artificiale. E quindi tutto questo deve essere ovviamente direzionato, e quindi la strategia per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno delle singole organizzazioni è fondamentale, perché si deve del tutto incastrare con anche le altre strategie, tra cui appunto il PIAO, ma anche tutto ciò che è andato sul piano triennale per l'ICT, e quindi tutto ciò che permette di traguardare la trasformazione digitale, quindi vedere il miglioramento dei servizi, capacità dei processi, benefici per l'utenza, e fare tutto questo pensando che l'ossatura poi dell'organizzazione è quella dei processi strutturati per la crescita continua delle competenze delle persone. Da questo punto di vista è quella che può essere definita, riprendendo una definizione un termine che già andava, diciamo, anche negli ultimi anni del secolo scorso, l'organizzazione intelligente. Che cosa significa? Che deve avere una capacità continua di cambiamento, deve essere chiaramente strutturata per essere basata sulla conoscenza, utilizzando tutto ciò che l'intelligenza artificiale permette di abilitare, tenendo conto che questa è una parte essenziale della strategia, e che dobbiamo capire come utilizzare al meglio l'intelligenza artificiale per sviluppare l'innovazione, sapendo che non c'è innovazione senza partecipazione, che quindi la competenza sull'intelligenza artificiale deve essere sicuramente capillare, ma è diffusa, e deve essere dall'altra parte però anche strutturata in modo tale che si possano integrare queste nuove esperienze, queste nuove possibilità. Quindi escludendo, evitando sin dall'inizio il rischio della frammentazione, o peggio della ridondanza nell'utilizzo in diverse direzioni di stesse applicazioni, o lasciando peggio a ciascuno di capire come utilizzare al meglio il copiloting piuttosto che il supporto dell'intelligenza artificiale generativa. Quindi stiamo parlando di gestione della conoscenza, come si parlava nel secolo scorso, ma adesso abbiamo la possibilità, grazie alle applicazioni di intelligenza artificiale, di fare molto di più. Per cui se prendiamo anche il modello SECI, che insomma continua ad essere il modello più strutturato per la creazione di conoscenza, per la creazione continua di conoscenza, e quindi passando sempre dalla scoperta, dalla nuova esperienza, dalla innovazione del singolo al suo trasferimento come
patrimonio collettivo, ecco che su ciascuna delle fasi del processo di creazione, gestione e conoscenza che dobbiamo mettere a sistema, che deve essere la struttura fondante dell'organizzazione perché poi possa dinamicamente crescere e accompagnare un utilizzo efficace dell'intelligenza artificiale, ecco, in ciascuna di queste quattro fasi abbiamo una stretta integrazione tra modalità di crescita, di passaggio di conoscenza, di condivisione, ma anche di coprogettazione che permettono di sviluppare sempre di più, come anche nella vostra coalizione state spingendo verso utilizzi sempre più efficaci e condivisi del digitale per l'utilizzo nei servizi e nei processi, però tenendo conto che tutto questo, che poi viene anche in alcune fasi legate da interventi formativi, ecco, tutto questo deve essere chiaramente abilitato dall'intelligenza artificiale che deve stare dentro i nostri processi e non fuori. Però dobbiamo costruire tutto sulla conoscenza e sulla possibilità di partecipazione del personale in una identità collettiva di organizzazione, di amministrazione pubblica che cresce. I temi dell'etica, della sostenibilità digitale, che in parte sono anche il caso della sostenibilità digitale, iniziano ad essere normati, quindi hanno una prassi di riferimento anche a livello UNI, devono essere chiaramente all'interno, i sistemi di responsabilità di cui parlano anche le linee guida, diventano fondamentali, perché queste sono è in qualche modo la costruzione del come poi l'intelligenza artificiale e il digitale possono essere utili per migliorare il lavoro, la qualità del lavoro, la qualità dei servizi e quindi sia l'efficienza che l'efficacia delle nostre amministrazioni, sapendo che l'etica è qualcosa che comunque appartiene all'uomo, non apparterrà mai al digitale e all'intelligenza artificiale, quindi è qualcosa che noi portiamo nell'utilizzo. Per fare tutto questo, ovviamente, dobbiamo far sì che diciamo, la leadership sia diffusa, le competenze siano diffuse e non dobbiamo pensare che tutto questo si realizza con corsi di formazione. I corsi di formazione sono importanti ai diversi livelli e anche modulati in modo diverso. Ci sono le pillole piuttosto che i corsi di formazione invece più immersivi, ma dall'altra parte noi dobbiamo fare in modo che ci siano via via delle palestre dove lo sviluppo possa crescere, la competenza possa crescere in uno sviluppo che è sempre più personalizzato, perché questo permette l'intelligenza artificiale. E Nello, l'ultima è l'ultima. l'ultima. Vi ringrazio e se su questo avete bisogno di approfondimenti, c'è un ultimo testo che citava Luca Di Pietro. Vi ringrazio molto. Grazie a Nello Jacopo che ci ha dato questa visione strategica, organizzativa. Io mi sono preso diversi appunti, un po' per slogan, mentre invito il professor Darè qui a prepararsi. E quando parliamo di intelligenza artificiale non possiamo pensare che sia un tema solo dell'RTD, del responsabile transizione digitale. Mi è piaciuto molto il tuo riferimento a una I positiva, certo, ci sono punti di attenzione, ma dobbiamo guardare sicuramente la parte più positiva. Molto interessante anche la parte sugli architetti del lavoro, dobbiamo capire assieme a chi progetta il lavoro gli impatti dell'intelligenza artificiale. Poi una battuta, perché l'intelligenza sia veramente artificiale, sia intelligente, ci vuole un'organizzazione intelligente. Ecco, questo mi sembra una vera sfida su cui concentrare un po' il nostro sì, dibattito nei prossimi mesi. Ultimo, non vedevo da un po' di anni Nonaka, ma mi ha fatto molto piacere vedere l'approccio
la conoscenza, veramente. Grazie Nello Iacono. Lascerei la parola a Dario, Dario Re, professore dell'Università di Padova, che ci racconta un'esperienza molto vicina a noi, ma magari che pochi di voi conoscono, perché l'Università di Padova tra le prime ha sviluppato, io lo chiamo questo motore, questo assistente Lucrezia, che iniziato per fare assistenza un po' alla parte didattica ai ragazzi, e adesso fa tante cose. Grazie per l'invito, è un piacere essere Perfetto. È un piacere essere qui. Io ricordo le prime parole di Paolo questa mattina, che ha ricordato la storia di questo luogo. E io ricordo che in questo luogo io sono arrivato virtualmente ancora alla fine degli anni 80, primi anni 90, prima ancora di internet. Qui c'era anche il CERFED, che è una struttura che ha una storia importantissima non solo per il Veneto o per l'Italia, ma a livello internazionale. Una struttura all'avanguardia di connessione e di utilizzo delle prime banche dati ancora prima che ci fosse internet. Devo dire che il mio intervento, di fatto, anch'io l'avevo preparato così. DESI, Digital Economy and Society Index. L'abbiamo citato ripetutamente oggi, ci giriamo tutti attorno. Io qui ho preparato la slide, effettivamente i dati, come ricordava Nello Iacono, che approfitto tantissimo per ringraziare per il preziosissimo lavoro che ha fatto per il Paese in termini di crescita digitale. Repubblica Digitale è il più importante progetto strategico di crescita proprio delle competenze, delle professionalità per l'intero Paese. È vero, sono vecchi, ci vedono sempre agli ultimi posti. Stiamo migliorando, sono 42 indicatori che l'Europa ogni anno propone, non ho capito per quale ragione siamo un po' fermi ancora, però queste che vedete sono le competenze digitali e le digital skill, quelle diciamo di livello superiore, e l'Italia è agli ultimi posti, ma è ancora più in basso il nostro paese per quanto riguarda le competenze digitali minime. Abbiamo un problema comunque, anch'io sono convinto che stiamo migliorando e ci stiamo spostando, però le distanze sono ancora molto molto importanti con gli altri paesi europei. C'è tanto lavoro da fare. Noi abbiamo un altro problema anche. Noi lo vediamo all'interno dell'università, lo vediamo in maniera più spiccata e più veramente consistente e preoccupante. Lo dicono i dati anche della regione. In termini tecnici si chiama il brain drain, la fuga dei cervelli. E il Veneto purtroppo è la regione che è messa peggio da questo punto di vista a livello nazionale. Noi abbiamo circa 8.000 ragazzi nostri che ogni anno decidono di abbandonare la regione. I dati che vi porto sono importanti per noi, abbiamo sofferto, siamo una regione che ha sofferto tantissimo l'emigrazione. Parliamo degli anni dall'Unità d'Italia fino agli anni 70, 2 milioni e mezzo di veneti sono emigrati in tutto il mondo. È in assoluto la regione italiana che ha avuto più emigrazione. Ora siamo in testa anche per un altro tipo di emigrazione che è completamente diversa, non è fatta per povertà, per fame, per lavoro, ma è fatta per ricerca di stimoli, professioni e sicuramente anche per aspetti economici che noi non siamo in grado di offrire. E perché diciamo che è una fuga di cervelli? Perché oltre il 50% di questi 8.000 ragazzi che ogni anno se ne vanno dalla nostra regione hanno un titolo di studio di laurea o di dottorato. Guardate l'ultimo dato che vi ho messo in basso. Il Paese investe 300.000 euro per ciascuno di noi per formarci, per portarci la laurea. Provate a moltiplicare questo numero per i 8.000, 6.000 italiani, perché ci sono anche 2.000 stranieri. Non li conteggiamo, conteggiamo solo i cittadini italiani. 6.000, moltiplichiamo 6.000 per 300.000 euro di investimento, fa 1 miliardo e 800 milioni all'anno che se ne vanno all'estero e solo una piccola parte ritorna. Questo è un grosso problema che ha il Paese e ce l'ha il Veneto in particolare. Noi abbiamo una composizione della pubblica amministrazione anche, perché il tema fondamentale è la PA. Noi abbiamo una pubblica amministrazione che è molto eterogenea.
è composto da 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 di soggetti, di cui la parte preponderante è dedicata all'insegnamento. Quella universitaria è piccola. In realtà noi abbiamo 1 milione di insegnanti delle scuole superiori, dalla scuola materna fino alle scuole superiori. Evidenzio questa quota, questa categoria, perché è il luogo fondamentale dove dobbiamo investire. Nel paese abbiamo 10 milioni di studenti. È in assoluto la categoria lavorativa più importante del nostro paese. Quindi abbiamo 1 milione di insegnanti e 10 milioni di studenti. Questo è il numero della nostra regione. 550.000 ragazzi, bambini o ragazzi che sono in formazione. Sotto vedete anche le slide, la differenza, sono dati proprio dell'ufficio scolastico regionale, sempre utili, sempre importanti, che ci mostrano anche chiaramente quello che è anche la decrescita in termini demografici del nostro paese. E questo è il numero di insegnanti che abbiamo in Veneto, che sono circa 50.000. 1 milione a livello nazionale, 50.000 a livello veneto. Evidenzio questi numeri perché sono strategici. Sono strategici perché rappresentano il cuore verso dove noi dobbiamo investire le risorse principali e in particolare quelle pensate e dedicate al contesto dell'intelligenza artificiale. Faccio un altro parentesi. Intelligenza artificiale. Prima si è parlato si parla di intelligenza artificiale. Ce ne sono due, diciamo, tendenzialmente intelligenze artificiali. C'è quella che è chiamata tradizionale, che non vuol dire che è vecchia, perché funziona e cresce tanto quanto quella generativa. È quella che però conosciamo da più lungo tempo, è quella con cui abbiamo anche una certa familiarità e che spesso tendiamo oramai a dimenticare che si tratta di algoritmi di intelligenza artificiale. Guardate le funzioni che vedete qui, in un modo o nell'altro tutti noi utilizziamo questa intelligenza artificiale senza nemmeno saperlo. Pensate a quanti di voi utilizzano il pollice per attivare il proprio cellulare o per i pagamenti. Ecco, questa intelligenza artificiale, quella tradizionale, il GPS, la navigazione, tutte le cose normali che ormai da 20 anni in taluni casi stiamo utilizzando. Siamo di fronte però a un cambiamento importante. 3 anni fa è nato qualcosa di diverso, meglio, non era nato, era già nato in passato. 3 anni fa OpenAI, 30 novembre 22, decide di aprire al grande pubblico uno strumento potentissimo, intelligenza artificiale generativa. Generazione di testi, creazione di immagini, la sintesi vocale, generazione di video, la composizione musicale, la traduzione automatica, addirittura anche simultanea. Noi oramai possiamo dialogare direttamente in tempo pressoché reale con un mio interlocutore in un'altra lingua. È solo un problema di costi. Non ce l'abbiamo perché costa un po' troppo. Domani sarà così. E per non parlare di tutta la parte di programmazione che oramai viene realizzata proprio con l'intelligenza artificiale stessa. Nel mondo dell'apprendimento, che è quello propedeutico per far crescere le competenze, abbiamo un cambiamento radicale. Io, lo vedete in fondo, parlo di cambiamento epocale. Qui nel contesto dell'apprendimento stiamo mettendo in discussione 5.000 anni di storia dell'apprendimento e della formazione. Siamo di fronte a qualcosa che non è la macchina stampa di Gutenberg, è la ruota. Siamo di fronte a trasformazione di questa entità. Io all'inizio, quando ho fatto i primi ragionamenti sull'AI generativa, pensavo fossimo di fronte alla terza rivoluzione digitale. PC, internet, AI, più del social. Adesso ci rendiamo conto che siamo di fronte a qualcosa di molto più radicale, molto più profondo, che mina anche quelle che sono le nostre radici. E pertanto è ancora più importante assumere consapevolezza e competenza. Queste sono alcune delle modalità che noi utilizziamo proprio all'interno del nostro contesto accademico per pensare
a come implementare, a come far crescere generazioni di nuovi studenti che utilizzino questi strumenti non in maniera passiva, in maniera consapevole. E sembra facile a dire in maniera critica. Già prima era difficile pensare in maniera critica, adesso lo è ancora di più. Questi sono alcuni elementi, non sto qui a elencarveli tutti, però più o meno li conoscete, e lentamente tutte queste potenzialità, questi punti sono introdotti all'interno degli insegnamenti e dell'apprendimento. Ma deve essere fatto in maniera consapevole. Abbiamo 1 milione di persone da formare prima. I ragazzi, naturalmente, purtroppo, tutti noi, assumiamo in maniera molto passiva questi strumenti, tutti, li diamo per scontati. È difficile far riflettere un ragazzo durante il periodo o un bambino ancor più, durante il periodo dell'adolescenza, quando è tutto per scontato, si dà tutto, veramente tutto. È compito del sistema educativo creare una nuova generazione proprio consapevole. Cosa abbiamo fatto noi? Prima però ci tengo anche a illustrarvi un po' i numeri della nostra università, che molti di voi conoscete, però sono importanti e sono importanti anche proprio per capire la progettualità che è in atto, è stata messa in atto. Noi abbiamo 72.000 studenti a Padova. Tenete presente sempre che la città ha 209.000 abitanti. Abbiamo 10.000 studenti stranieri. Questo numero dopo il Covid è praticamente triplicato. È un dato importantissimo. In città trovate un sacco di ragazzi che a volte arrivano perché i corsi oramai, il 20% dei corsi sono erogati in lingua inglese. A volte arrivano e ripartono dopo 3 anni che forse non conoscono, forse conoscono il padovano ma non l'italiano, forse, ecco. Abbiamo 1.500 ragazzi con bisogni educativi speciali che rappresentano una risorsa e non un problema, io ci tengo molto a evidenziarlo. Come personale abbiamo 2.800 professori, 2.800 personale tecnico amministrativo, in più c'è 1.100 professori a contratto, 1.700 medici che stanno facendo la specializzazione, sono già medici. Quel riquadro, sono circa 8.500 persone, sono coloro, la categoria a cui abbiamo dato accesso a questo progetto Lucrezia. Poi ci sono i dottorandi, i master, insomma una comunità di 100.000 persone. Lucrezia, per chi è padovano o veneto, può immaginare che è un omaggio, una dedica a Lucrezia Cornorapiscopia, la prima donna laureata al mondo a Padova nel 1678. Questo progetto nasce e viene aperto dopo un anno di sperimentazione, proprio un anno fa, 16 settembre 2024, e dando accesso direttamente a un'architettura di intelligenza artificiale. Immaginate di avere un ChatGPT, per capirci, a circa 6.900 persone che l'hanno utilizzato almeno una volta, ma il dato più significativo è che 4.900, cioè 5.000 persone, utilizzano Lucrezia ogni giorno. In un anno abbiamo realizzato 4 milioni di conversazioni. Cos'è una conversazione? Tutti quanti avete utilizzato ChatGPT, immagino, o qualcosa di simile. La conversazione a volte è molto semplice, nel senso che chiedo qualcosa e mi viene risposto. Quella è una conversazione. Una conversazione, per chi fa sviluppo di codice, dura anche mesi, una singola conversazione, perché sviluppo una routine, un processo che dura veramente molti mesi. Un'analisi di un testo in cinese, in arabo, in qualsiasi lingua stranissima è anch'essa una conversazione, però io posso dialogare per un giorno intero con quel testo, quell'articolo di rivista, quella relazione, quella norma. Ecco, queste sono le conversazioni. È un dato, non è significativo, però parlare di milioni è fa sempre effetto, no? Non sono euro, però poi ci sono anche gli euro. Invece un dato molto più esplicito e chiaro sono i milioni di token. Per chi non lo sa, il token è l'unità di misura dell'intelligenza artificiale. Diventerà in un futuro come il mega, il giga, il terabyte, con cui tutti noi oramai abbiamo dimestichezza perché li usiamo nel nostro cellulare, nel nostro computer. Il token è l'unità di misura informazionale dell'AI. Un token nella lingua italiana, perché non è uguale in tutte le lingue, equivale più o meno a 5 caratteri.
5 caratteri, una parolina, insomma, ecco. Ogni giorno, attraverso Lucrezia, all'interno dell'università, vengono caricati input l'equivalente di 32 milioni di token, cioè l'equivalente di 75 libri. E l'output, cioè le risposte da parte di Lucrezia, sono l'equivalente di 5 libri, 2 milioni di token. Abbiamo un rapporto tra quantità di dati che vengono caricati e quelli che vengono rielaborati e il termine di risposta che è 12:1. Non c'è molta letteratura, ma quel poco che emerge dall'utilizzo di ChatGPT è completamente opposto. ChatGPT ci mostra che a fronte di 1 milione di token ce ne sono 2/3 in output. È opposto. Perché tutti noi quando dialoghiamo chiediamo una cosa e l'intelligenza artificiale ci risponde con un paragrafo, un capitolo, una pagina, eccetera, eccetera. L'utilizzo qui è invertito. Dentro il nostro contesto si analizzano libri, riviste, dati, file Excel, PDF. Quindi si caricano tante informazioni per avere una sintesi, un sunto, un indicatore che possa darci un'interpretazione del dato. Vi ho messo anche i costi, perché significativi. Il token dentro questa architettura Lucrezia costa 3 euro al milione in input e 15 euro al milione di token in output. In buona sostanza, ogni giorno 5.000 persone utilizzano questa architettura e l'università spende circa 130-140 euro. Questi numeri significano che tecnologicamente e anche economicamente l'Università di Padova sarebbe pronta per aprire a tutti gli studenti. È chiaro che ci sono tutta una serie di problematiche etiche che vanno considerate in maniera molto attenta. Questa è l'architettura, fra l'altro è l'architettura che abbiamo impostato. In alto a sinistra c'è una parola magica che non è il training del modello, è il training, la formazione in termini proprio di consapevolezza su cosa significa intelligenza artificiale generativa. E fare training, fare formazione all'interno del contesto accademico, che per eccellenza quello che fa formazione a tutto il resto del paese, non è sempre facile. Io mi sono speso molto proprio per lavorare a questo progetto, proprio in termini di disseminazione di contenuti e anche di raccolta di feedback. Noi abbiamo 32 dipartimenti, abbiamo 8.100 insegnamenti su qualsiasi materia del mondo. Raccogliere feedback per quanto riguarda strumenti come questo, che arrivano da tutte le discipline dello scibile umano, è importantissimo. Cosa abbiamo fatto? Voi tutti, quando utilizzate un qualsiasi ChatGPT, utilizzate i numeri 1, 4, 5. Si va qui come 5, trovate un modello di intelligenza artificiale che è Claude di Anthropic, che è quello principale che noi abbiamo implementato. Immaginate che ci sia ChatGPT di OpenAI. Voi fate 1, 4, 5, il modello risponde, fate una conversazione, c'è una risposta. 99,9% dei casi andate negli Stati Uniti. Quindi caricate dati negli Stati Uniti. Noi cosa abbiamo fatto? Ancora il progetto nasce proprio 2 anni e mezzo fa, 3 anni fa. Abbiamo pensato a un'architettura, non a un semplice modello. Con l'esperienza che avevamo, che era pluridecennale con Amazon Web Services, abbiamo creato un'infrastruttura che sta totalmente in Europa, tra Francoforte, Parigi, Dublino, in parte a Milano e in parte a Madrid. E fra l'altro, non so se qualcuno sta leggendo i giornali, in questo momento Amazon Web Services ha avuto uno dei problemi maggiori nella propria storia, finora limitato negli Stati Uniti. Io mi sto aspettando che arrivi in Europa, ma sta di fatto che a riprova del fatto che noi siamo un'architettura europea è che Lucrezia in questo momento sta funzionando perfettamente. Detto questo, quali sono i vantaggi di avere un'architettura chiusa, perimetrata, gestita totalmente da noi? E qui dentro noi possiamo scegliere il modello che vogliamo. Ce ne sono migliaia di modelli.
Oramai tanti centri di ricerca sviluppano propri modelli. Non ce n'è uno migliore dell'altro. Noi abbiamo scelto, è stata una scelta, Claude di Anthropic, così come avremmo potuto scegliere ChatGPT di OpenAI. Non vi sto a dire il perché, ma abbiamo provato Mistral, abbiamo provato Llama, che è un modello open source di Facebook, abbiamo provato DeepSeek. Non solo l'abbiamo provato, ma nella piattaforma Lucrezia di test io posso cambiare e scegliere il modello che voglio, ma devo essere consapevole. Perché devo scegliere quello o posso scegliere quello? Fa qualcosa di diverso, qualcosa di meglio o di peggio? Consapevolezza, competenza, è fondamentale. Nessuno di voi sa la differenza tra Lama e Mistral, ma faccio fatica a saperla anch'io, so grandi linee. Perché non usiamo DeepSeek? Perché è cinese. Vabbè, cinese cosa vuol dire? Ho comprato la macchina, io cinese, e perché non posso usare il modello cinese? Fa male, costa un terzo. Facciamo, riflettiamo. Non ci sono dogmi di fronte a un cambiamento di questa portata. Ma vi sintetizzo proprio le parti fondamentali. Amazon ha creato, così come noi tutti compriamo qualsiasi cosa da Amazon, Amazon ha creato Bedrock. È il marketplace, il luogo dove vengono venduti i modelli di intelligenza artificiale. Quali? Quello che vi piace, migliore. Si comprano e si infilano dentro l'architettura. La faccio facile, ovviamente, perché se fosse così facile lo farebbero tutti. Però non è particolarmente complesso. Quali sono i vantaggi, ad esempio? Qui vedete anche un termine importantissimo, Retrieval Augmented Generation. Noi non solo possiamo utilizzare tutti i modelli che vogliamo e fargli fare quello che vogliamo, rispondere alle nostre domande, possiamo rimpinguare con documentazione, knowledge specifica il modello stesso in maniera tale che sia più preciso. Il primo prototipo che abbiamo fatto, ripeto, non siamo più in una fase di sperimentazione con 5.000 utenti che utilizzano ogni giorno l'infrastruttura. Abbiamo creato il Lucrezia per i regolamenti dell'università. L'università ha 140 regolamenti diversi. Certo, non sono le norme regionali, non sono i codici nazionali, però sono un bel malloppo. Io posso interrogare quel modello e mi dà risposte specifiche su quelle che sono i miei regolamenti, della mia struttura. Provate a immaginare all'interno del vostro contesto lavorativo cosa significa questo. Questo è il vantaggio della RAG. E qui faccio una distinzione fondamentale, che per me è strategica. Noi, come paese, come regione, come università, non possiamo accettare di utilizzare un singolo modello. Non possiamo entrare in una dimensione che tecnologicamente si chiama di lock-in, di chiusura. Perché quando quel modello, Anthropic o OpenAI non riceveranno più finanziamenti di questa entità, il modello scende come qualità. Se in qualche momento Zuckerberg deciderà di investire 10 volte tanto sull'AMA, sul proprio modello, quello di Meta, quello che abbiamo dentro WhatsApp, per capirci, insomma, ecco, allora potrebbe diventare veramente appetibile. E noi siamo pronti a cambiarlo, proprio a switchare. L'architettura rimane la stessa. Abbiamo una sicurezza pazzesca. Il modello non è legato a internet, non è online, è chiuso. Noi abbiamo un quarto dell'università che è area medica. L'area medica ha sofferto tantissimo durante il primo anno e mezzo di OpenAI. È stato caricato di tutto, sono stati caricati milioni di cartelle cliniche, non solo con patologie legate a nomi e cognomi di soggetti e di persone. È una cosa che non può essere, cioè non può essere. E pertanto avere un'architettura chiusa, protetta, interna, dà assolutamente garanzie. Chiaramente siamo conforme al GDPR, al regolamento europeo, tanto più per certi versi a quella che è il regolamento europeo sull'AI e di fatto la nostra norma è una declinazione di quel regolamento. Terzo punto è importante.
Quando io utilizzo 145 ho dei costi X. Quando io utilizzo un'architettura come questa, i costi si riducono di 10 o 20 volte. Non del 10 o 20%, di 10 o 20 volte. Perché? Perché utilizzo una mia architettura dove ho infilato un modello. Non vado a noleggiare l'architettura, quella che propone OpenAI, Anthropic, Llama, eccetera, eccetera. Ho la mia architettura, che la gestisco come voglio io e la faccio scalare finché voglio. Da 10.000 utenti io posso passare a 1 milione. Sì, devo avvisare Amazon Web Services che ho 1 milione di utenti magari, ma è una questione di ore o di giorni. Da qui anche la possibilità di scegliere il modello, perché non è detto che un modello sia migliore dell'altro. Magari un modello che costa 10 volte meno può fare esattamente quello che mi serve. Avere un modello come Claude che mi parla tutte le lingue del mondo, compreso il veneto, che è bellissimo, però cosa serve? Magari non serve a niente. Se ho bisogno di una cosa che risponda esclusivamente in una lingua, l'inglese tanto per cambiare, magari tante funzionalità linguistiche non mi servono, ne prendo uno più ridotto, costa meno. La questione della RAG che vi ho suggerito, la possibilità di personalizzare proprio un modello, significa ridurre anche il numero di allucinazioni. Più specifico e più ricco è il mio modello, più il livello di allucinazioni e quindi di capacità creativa, oltremodo fantasiosa, verrà limitato. In più, con questa architettura posso cambiare dei parametri. Parametri sono da un lato i token. Io posso dire, guarda, tu che sei uno studente ti do pochi token. Tu che sei che devi fare sperimentazione te ne do infiniti. Posso cambiare anche dei parametri. I parametri sono importanti. Ce ne sono alcuni che magari forse ne avete sentito parlare, ne cito solo uno, la temperatura di un modello. Cos'è la temperatura di un modello? È un semplicissimo numero che si sposta da 0 a 1. Più vicino allo 0 e il modello mi dà lo stesso modello mi dà risposte più deterministiche. Se lo sposto verso l'1, il modello lo stesso, con la stessa domanda, mi dà una risposta che è più creativa. Banalmente, per programmare è opportuno che questo parametro sia spostato verso lo 0, giusto per farvi un'idea su come lo utilizziamo noi. Abbiamo l'accesso con tutti i sistemi. Noi utilizziamo un sistema di autenticazione che è utilizzato in tutte le università del mondo, che è bellissimo, si chiama Single Sign-On, però si accede anche attraverso SPID o il CIE. E di fatto Lucrezia è integrabile dentro tutte le architetture in maniera molto profonda, e non è un caso che, ad esempio, il nostro gestionale che si chiama Moodle, con cui viene gestita tutta la didattica, non solo quella online ma anche quella tradizionale, tutti gli 8.100 insegnamenti vengono gestiti, è completamente integrato con Lucrezia. Qui io ho fatto, è una provocazione che io ho fatto e chiudo. Qualcuno di voi vuole farsi la scansione. Lo scorso anno, per mostrare proprio le potenzialità dello strumento, ho prodotto questo libretto. Lo trovate anche in Amazon, però lo potete scaricare. E è stato scritto proprio da Lucrezia stessa, parla di se stessa in un pomeriggio, un sabato pomeriggio. È una provocazione, però vi assicuro che i contenuti sono perfetti, da diversi punti di vista. Ci sono delle piccole allucinazioni linguistiche, ce ne sono 9 in tutto, sfido a trovarle, però vi dà un quadro. È stato scritto con Claude 3.5. Ne ho scritto la scorsa settimana uno che è veramente un'evoluzione con Claude 4.5. Vi assicuro che è un altro piano completo. Scrivere in italiano partendo da zero e quindi con la generazione è stato un pomeriggio praticamente. La traduzione in inglese 45 minuti e quella in veneto lo stesso. Grazie. Grazie. Grazie veramente a Dario De Re per la presentazione e anche
permettetemi di dire, per la passione con cui segui questo progetto, perché si percepisce chiaramente, lancio un contest improvvisato, chi trova le 9 allucinazioni potrà fare una visita, andare a trovare Dario, così vi spiega nel dettaglio, dovete trovarne 9 però, Esatto. scrivetegli, e poi ci rivediamo qui magari alla 14ª edizione di Digital Meet per vedere l'impatto sugli studenti, perché se finalmente lo apriranno agli studenti potremo anche capire come 72.000 studenti già pratici a usarlo in un certo modo o strumenti come ChatGPT potrebbero poi usare anche Lucrezia. Quindi grazie veramente. Continuo con un altro intervento da remoto, Fabrizio De Angelis del Formet, che ci racconta invece il caso di un'applicazione dell'intelligenza artificiale sviluppata proprio da Formet e pensata per i piccoli comuni, che sappiamo tutti essere tantissimi in Italia, tantissimi anche in Veneto, e che per aiutarli in qualche modo a far fronte a una carenza di personale e a gestire alcune pratiche in modo anche più intelligente, più smart, più sostenibile. Quindi Fabrizio, ti lascerei a te i tuoi 20 minuti. Grazie, buongiorno, grazie dell'ospitalità. Oggi vi racconto, o provo a raccontare l'esperienza che Formez e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno avviato per dare una mano ai piccoli comuni italiani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti nel percorso di semplificazione amministrativa e digitalizzazione di processi e procedure. Abbiamo realizzato noi, Formez e Dipartimento della Funzione Pubblica, un progetto denominato FAST, Piccoli Comuni, che si è mosso proprio per intervenire su una delle problematiche tipiche dei comuni piccoli che magari non hanno personale. Che non hanno persone al completo, attenzione, quindi che non hanno un livello di diversificazione delle competenze tale da riuscire a ricoprire tutti gli ambiti specifici che un comune comunque deve ricoprire, con la conseguente tendenza alla specializzazione dei propri funzionari. Pochi fanno quasi tutto. Quindi l'idea è supportare i comuni di piccole dimensioni nell'implementare strumenti digitali, e qui si parla della piattaforma di Legal Desktop, incardinandoci in uno di quelli che è anche un baluardo del PNRR, anche se non lavoriamo nell'ambito del PNRR, che è la transizione amministrativa. E allora, qual è stato uno degli obiettivi del progetto FAST? Preciso che l'applicazione che vediamo è uno degli ambiti operativi del progetto su cui ci concentreremo, ma in realtà il progetto FAST fa anche affiancamento tecnico ai comuni proprio sulla semplificazione amministrativa, su riassetti organizzativi in una logica di efficientamento operativo. Questo che vedremo oggi, il Legal Desktop, è uno degli strumenti attivati e risponde a una questione, a fornire la soluzione al problema che vi ho abbastanza diffuso, che vi ho rappresentato, e quindi fornire un sostegno conoscitivo, aiutare i funzionari a conoscere tutti gli ambiti in cui intervenire, supportati da un sistema informativo saldamente sostenuto da un sistema di intelligenza artificiale. Un sistema di intelligenza artificiale che, come vedremo, va a leggere su banche dati, quindi su una base di conoscenza che ovviamente è stato nostro compito cercare di arricchire progressivamente. E allora a chi ci vogliamo rivolgere? Per cercare di dare concretezza al risultato, evidentemente abbiamo coinvolto un panel di amministrazioni comunali che rientrano nel nostro target. Abbiamo fatto una manifestazione di interesse nel lontano, ormai 2000, soprattutto se si parla di intelligenza artificiale, il 2022 è veramente lontano. Era una manifestazione aperta a 100 comuni, ma l'interesse ci ha portato a estenderlo a tutte le 248 amministrazioni coinvolte. Con l'obiettivo di coinvolgerli operativamente nella progettazione del sistema informativo che abbiamo realizzato, con l'idea che non ha senso far calare dall'alto un'amministrazione, uno strumento concepito secondo una visione parziale. Ha più senso fornire uno strumento co-progettato, co-definito nella sua struttura.
E da qui il senso della manifestazione di interesse, da qui il motivo per cui vi ho sottoposto questa metodologia, questo approccio metodologico. Piattaforma di knowledge management, evidentemente, perché è una base dati di conoscenze che vuole aiutare i funzionari, i dipendenti comunali nel produrre gli atti, i decreti, i delibere, tutto quello che è formalità all'interno di un comune, semplificando le procedure e i processi e chiaramente accompagnandoli attraverso un processo di trasformazione digitale. Che non sempre è così solido, soprattutto nei comuni molto piccoli. E così nasce la piattaforma Legal Desktop. In questo caso la piattaforma si pone questi obiettivi. In sintesi, se un funzionario è supportato nel redigere un atto, riduce i tempi e quindi i costi dei procedimenti, con un impatto diretto evidentemente sui cittadini e imprese ai cui bisogni quei procedimenti sono collegati. Vi è poi l'esigenza di migliorare la redazione degli atti amministrativi e qui l'intervento delle tecnologie informatiche, ma abbiamo guardato anche l'elemento collaborativo e informativo. Il Legal Desktop, come poi andiamo a vedere velocemente, dispone di tecnologie per condividere la conoscenza, per condividere le informazioni e le buone pratiche che richiamano il concetto di comunità di pratiche, di cui il Legal Desktop ha una componente che poi andremo a vedere. Rapidamente dei numeri che ci danno l'idea di come nasce l'iniziativa e di che impatto ha avuto sul territorio. Evidentemente, per far capire ai comuni che hanno partecipato alla progettazione e realizzazione della piattaforma, abbiamo realizzato una serie di webinar iniziali per far conoscere cosa facciamo e dove vogliamo arrivare. Abbiamo contattato 434 comuni che abbiamo invitato a partecipare alla manifestazione di interesse. Tutti hanno aderito alla manifestazione. Ne abbiamo selezionati 248 con utenze attive, cioè in grado di accedere poi, una volta che la piattaforma è stata elaborata, al sistema e utilizzarlo in modalità sperimentazione. Abbiamo creato un team interno di 20 risorse che hanno accompagnato con un ambiente CRM dedicato i comuni nella fase di progettazione e sperimentazione. Contemporaneamente abbiamo individuato un sistema cloud dove abbiamo creato il cervello del nostro sistema. E per cervello cosa intendo? Un patrimonio normativo interno che nasce da 160.000 documenti che siamo andati a recuperare dai 248 enti locali che hanno partecipato. Spesso erano in formato cartaceo perché, come abbiamo detto, non tutti i comuni hanno le dotazioni informatiche in grado di supportare una dematerializzazione della documentazione. E quindi l'abbiamo fatto noi. Abbiamo dematerializzato i documenti chiave, recuperando le 160.000. Da qui siamo arrivati a uno standard di documenti possibili che rappresentassero una casistica sostenibile per l'amministrazione comunale pari a 387 ed è diventato patrimonio del sistema Legal Desktop, che ha imparato cosa sono questi 387 documenti e a cosa si riferiscono. Documenti a cui poi sono legati degli endoprocedimenti o delle pratiche, che ovviamente rappresentano un flusso operativo, mentre il documento è un qualcosa di statico. Il Legal Desktop ha imparato anche come contestualizzare quei documenti. Sta imparando, non dico imparato, perché è uno strumento che va sempre alimentato nella sua base di conoscenze. E nella sua fotografia iniziale, quando lo strumento è entrato a regime, 59 sono stati gli endoprocedimenti e le pratiche inserite nel sistema. Contestualmente, per rendere utile lo strumento, abbiamo anche creato una piattaforma di learning che poggia anche in questo caso sulla piattaforma Moodle, come nel caso dell'università che abbiamo appena sentito, in cui abbiamo caricato non solo pillole formative, ma anche documenti, una base dati di conoscenze che potessero aiutare le amministrazioni comunali a capire dove stavamo andando col nostro sistema e utilizzarlo al meglio, evidentemente.
In tutto questo, 176 comuni hanno fornito il loro archivio storico, di fatto sono stati 176 dei 248 comuni quelli più attivi, quindi dagli statuti alle delibere di giunta, piuttosto che regolamenti, ordinanze, tutto ciò che rappresenta una base dati informativa di un'amministrazione comunale. Tutto questo l'abbiamo fatto confluire in un data warehouse in cui oltre all'archivio documentale abbiamo inserito un archivio normativo, come poi vedremo più puntualmente successivamente. Quindi dalla legislazione regionale alla normativa regionale laddove possibile, alle gazzette ufficiali con un sistema di link sempre attivo di tipo permalink che consentisse alle amministrazioni di avere sempre lo stato dell'arte della normativa senza poter rischiare di accedere a normative desuete e superate. Il tutto nella fase di sperimentazione ci ha consentito di misurare una riduzione dei tempi di redazione degli atti amministrativi di circa il 70%. Contestualmente questo è stato possibile attraverso il percorso di formazione su almeno 200 piccoli comuni pilota, dove abbiamo fatto sia sessioni in presenza, che sono fondamentali per catturare maggiormente l'attenzione, sia in remoto, quindi in modalità sincrona piuttosto che asincrona, mettendo a disposizione dei partecipanti dei webinar registrati, ma anche delle pillole formative in modalità più contenuta, quindi di pochi minuti, che potesse intercettare una specifica tematica di cui il funzionario potesse aver bisogno. Questo per quanto riguarda i numeri con cui abbiamo lavorato, che misurano un po' l'attenzione che abbiamo avuto come Formez e come Dipartimento a guardare le specificità e le esigenze dei singoli comuni. Ripeto, l'idea era coinvolgerli senza far cadere dall'alto nessun tipo di strumento. Entrando nel merito del legal desktop, che è la denominazione che abbiamo dato alla piattaforma, già il termine legal ci aiuta a capire come l'orientamento sia rispetto al problema di dare un fondamento giuridico solido agli atti dell'amministrazione comunale. Per far questo abbiamo immaginato un sistema articolato in 3 sezioni logiche, diciamo, un single point contact, che è il punto d'accesso al sistema, il portale informativo che ci racconta le informazioni tematiche, come poi vedremo, che possono essere anche specializzate e personalizzate sulla base delle esigenze del singolo funzionario, e poi la piattaforma di knowledge management vera e propria, che è il cuore dello strumento ed è il suo valore aggiunto. Questo a colpo d'occhio, senza entrare nel merito di quello che è scritto, è la struttura del sistema. Si passa dal dashboard iniziale, che è il single point contact, a cui si accede con credenziali dedicate, e c'è una sezione dedicata all'informazione, dove ogni utente si logga e può personalizzare il tipo di contenuto che emerge. E qui si accede alle community ed all'ambiente in cui è possibile condividere informazioni, ma anche confrontarsi nell'idea, anche se è uno strumento forse ancora un po' prematuro per renderlo perfettamente fruibile dai piccoli comuni che sono costantemente in emergenza, però è uno strumento che a tendere può essere utile. Abbiamo una sezione dedicata alle organizzazioni, dove i singoli utenti possono anche avere una visione di come il proprio ente è organizzato. Si possono fare sondaggi, anche qui uno strumento utile ma non, come dire, così richiesto. E poi la sessione notizie, in cui ci si può informare su specifici argomenti che il sistema è in grado di personalizzare al singolo utente. E poi c'è il blocco vero e proprio del Legal Desktop, che è la piattaforma di supporto alla redazione degli atti. Il single point of contact, quindi il punto di accesso unico, per definizione è uno spazio di accesso in cui l'utente ha una dashboard in cui entra e da lì può decidere se gestire le informazioni del portale piuttosto che entrare subito nello strumento Legal Desktop. Quindi dal tasto accedi, ammesso che si riesca a vedere, è possibile poi passare, una volta loggati, direttamente alla piattaforma Legal Desktop senza ulteriori esigenze di log.
Abbiamo detto del portale informativo, qui l'abbiamo creato in modo da avere canali tematici personalizzati, motori di ricerca in cui se non c'è qualcosa che ti interessa già in visione puoi andarlo a richiedere, ovviamente con il classico linguaggio naturale dei motori di ricerca. Si possono creare canali personalizzati, rassegne stampa personalizzabili in modo che a una determinata ora del mattino l'utente che si logga possa ricevere le informazioni che i quotidiani rilasciano su determinati argomenti. Si parla poi di comunità professionali, sono personalizzabili, quindi gli utenti possono crearle, possono essere aperte, quindi chiunque è logato nel sistema può visualizzarlo, oppure riservate, per cui la comunità diventa chiusa agli iscritti. E qui si entra nel merito. L'idea è, se non sai una cosa, chiedila. E la logica di questa community vuole essere proprio questa. Entriamo poi nel merito dello strumento vero e proprio, quindi il Legal Desktop che in base ai profili di utenza consente ovviamente visibilità diverse ed è questo tripartizione è il cuore del nostro strumento. Il portale informativo personalizzato ripete fondamentalmente la base di informazioni che è possibile acquisire nel portale che abbiamo visto nella struttura precedente. Ma il cuore in questo caso è il Law Service, il modulo così chiamato, che è il modulo in grado di supportare i funzionari, i segretari, gli organi politici nella redazione dei vari atti amministrativi attraverso un sistema di compilazione guidata e di ricerca delle norme più proprie rispetto alla specifica attività collegata a quell'atto, a quella determina o qualunque cosa essa sia. E poi c'è il Legal Database, che è il database vero e proprio in cui, come abbiamo visto poco fa, tutte le fonti normative, ma anche le fonti informative, vengono caricate e gestite in maniera intelligente dal sistema. Te le puoi andare a ricercare direttamente, oppure nel momento in cui, come vedremo, vai a iniziare la compilazione di un documento, il sistema ti aiuta richiamandole. Ed è per questo che Legal Desktop, nella sua idea di base, vuole fornire tutti i contenuti dei riferimenti normativi richiamati nello specifico atto che si va a redigere o richiamabili dall'atto, qualora io, redattore, dimenticassi un riferimento chiave. E quindi fornisce le informazioni utili alla redazione che consente di accedere a un archivio digitale su tutti i documenti comunali, nel senso che posso anche fare una sorta di benchmark. Come si fa questo? Vediamo come ha fatto precedentemente. Il sistema può essere interrogato e il documento precedente esce fuori, quindi un archivio intelligente. E qui entra in ballo l'AI Engine, il motore di intelligenza artificiale, perché aiuta a rispondere, se interrogato in maniera opportuna, ai dubbi legati ai procedimenti e alla compilazione degli atti. E questa è la chiave, la parte chiave. Ancora 2-3 minuti. Sì. La facciamo? Sì, sì. Questo è il sistema Legal Desktop nella sua compilazione. Si vede poco, ma quello che conta è che noi abbiamo definito una serie di procedure, ad esempio le procedure di gara. Esistono dei documenti predefiniti a cui il sistema ricollega tutte le basi normative che possono essere inserite. E qui vi faccio vedere che può essere realizzato o per singolo atto amministrativo oppure per workflow, quindi una procedura in cui se qualora richiedesse più atti amministrativi può essere personalizzata e trasferita all'interno del sistema, che quindi misura non tanto dal punto di vista della schedulazione quanto dell'effettiva realizzazione di quanto è stato fatto. Hai fatto il documento 1, se l'hai fatto devi fare il documento 2. Nel momento in cui apri il documento e lo redigi, scusate, il sistema ti aiuta a redigerlo andando a... E questo è il ruolo della banca dati normativi, andando a controllare se tutte le fonti normative che ha inserito sono quelle giuste. Qui le puoi interrogare qualora avessi bisogno di saperle direttamente, ma nel momento in cui le vai, qui vi dico
molto rapidamente quali sono le fonti principali delle legislazioni dal 1870 in poi, la normativa, codici, i riferimenti alla Gazzetta Ufficiale, alla legge regionale. Questo è dove va a pescare il sistema e è quello che possiamo interrogare direttamente come utenti. Ma nel momento in cui ci rendiamo conto che stiamo redigendo il documento e probabilmente non siamo certi di quello che stiamo scrivendo, il sistema di intelligenza artificiale ci aiuta a controllare la semantica giuridica. Cioè l'hai scritto bene, quello che hai scritto può essere riferito a una norma simile, magari hai scritto il numero ma hai sbagliato l'anno, e il sistema cerca di correggere questi. In caso di errori ortografici metto un numero in più, il sistema vede se quella norma esiste e se magari esiste ed è un'altra cosa, per assurdo ovviamente, ma può succedere, e il sistema lo rileva. Guarda, probabilmente questa norma che hai scritto per contenuto non è coerente con quello che stai facendo, attenzione, forse volevi dire questo, non è la norma, la legge 75 ma è la legge 175, ovviamente dico numeri a caso, perdonate. Ecco che controlla i riferimenti normativi inesistenti, addirittura la 175 del 2025 non esiste, quindi ti sei sbagliato, forse riprova, e fa una differenziazione della sintassi giuridica in base ai 3 ambiti in cui generalmente si articola un atto giuridico, quindi un preambolo, una motivazione oppure il dispositivo, il vero e proprio contenuto. Abbiamo anche immaginato una funzione che si collega a Office, visto che generalmente si lavora in Word. Se sto lavorando in Word e non voglio entrare nel giro della piattaforma, posso scaricare la funzione add-in Legal Desktop in cui direttamente all'interno di Word posso richiamare questo tipo di funzione di supporto. Questi sono gli evidenti benefici, quindi si parte dalla riduzione dei tempi, riduzione del rischio errori, quindi la semplificazione nell'attività che consente anche a chi ha un livello di specializzazione basso di poter intervenire nella gestione di questi atti amministrativi. E anche il concetto di interoperabilità, ci stiamo lavorando proprio per consentire alle piattaforme software gestite dai comuni di dialogare con il sistema. Quali sono i prossimi passi? Ovviamente è un sistema che affonda le sue radici nel 2022. Il sistema di intelligenza artificiale a suo tempo concepito chiaramente va evoluto. Per cui stiamo cercando, abbiamo attivato ora una partnership con la Regione Calabria per riprendere lo strumento attualmente attivo e dotarlo di nuove funzionalità. Su quali criteri? Innanzitutto arricchire l'archivio online. Vi ho raccontato come abbiamo costruito l'archivio partendo dalle esperienze della documentazione disponibile dei singoli comuni. Andiamo avanti ad arricchirlo, proprio con l'ausilio dei comuni che hanno in partenariato. Abbiamo visto che la sezione urbanistica era un po' debole e quindi gli endoprocedimenti in materia urbanistica verranno arricchiti. Ci mancava anche la parte economico-finanziaria. Quindi stiamo progettando strumenti che possono aiutare le amministrazioni a prevedere il rischio di dissesto o predissesto finanziario. E contestualmente stiamo integrando nuovi flussi procedimentali e aggiornandoli, ripetendo un po' quel flusso metodologico che avevamo fatto già nel lontano 2022. Questo è lo scenario, credo di aver rispettato più o meno i tempi, quindi uno strumento che richiede una inevitabile e continua evoluzione, perché se lo tieni fermo 2 mesi, 3 mesi, già diventa vecchio. Quindi sarà cura nostra del Dipartimento cercare di rendere una piattaforma costantemente evolvibile, perdonatemi questo termine. Io vi ringrazio e lascio la parola. Grazie Fabrizio. Non ho capito, ma una domanda, se oltre ad essere evolvibile è anche a disposizione di altre amministrazioni che eventualmente, oltre alle 240 che citavi prima? L'idea è evolverlo, renderlo stabile, rilasciarlo al Dipartimento della Funzione Pubblica e da quel momento in poi, sì, esatto, diventerà disponibile per tutti. Su scala nazionale, perfetto. Grazie. Grazie a voi. Bene, con quest'ultimo intervento si finisce questa prima parte che ci ha dato
tre focus tra loro diversi, ma collegati al tema dell'intelligenza artificiale. Il primo più sul tema della strategia, delle leadership e intelligenza artificiale. Il secondo, il caso concreto di Lucrezia, che sembrava tecnologico, in realtà era molto organizzativo, perché ci ha raccontato cose molto interessanti su come organizzare piattaforme di intelligenza artificiale. Il terzo, uno strumento operativo già funzionante per alcuni comuni italiani sul supporto quotidiano da utilizzare. Adesso c'è la seconda parte, invito, qui c'è già alla mia destra il nostro collega Nicola Freddo, che ci racconterà cosa faremo adesso. Sì, prima volevo in qualche modo ricordare dove eravamo arrivati. Vado un po' avanti, alcune cose sono state dette. L'anno scorso avevamo introdotto un nuovo modello operativo che prevedeva una serie di fasi: l'analisi del fabbisogno, la coprogettazione, condivisione, esecuzione di attività e monitoraggio. Siamo andati avanti per questo percorso, quindi ci eravamo dati degli obiettivi: produrre un report annuale, condividere dei percorsi di formazione con tutte le amministrazioni e attivare delle nuove iniziative. Ci eravamo dato anche delle date, siamo stati impegnati in tante cose, come al solito in parte siamo riusciti a farle bene, altre un po' più velocemente. Comunque una prima parte, che è quella dell'analisi dei bisogni, abbiamo costruito intanto un modello che vorremmo ripetere in maniera, diciamo, ogni anno. Raccolta del fabbisogno formativo dei dipendenti, raccolta del fabbisogno formativo dell'ente. Il primo sono i bisogni di formazione, l'altro è più quantitativo. Abbiamo interrogato, abbiamo insomma rilasciato il questionario a tutti coloro che frequentano la My Extranet, il portale di condivisione e di collaborazione dell'ente. Per il fabbisogno degli operatori hanno risposto 232 persone e 132 enti invece in quello dell'ente. Siamo contenti e vorremmo che questo modello venisse maggiormente diffuso, per cui per il 2026 rivedremo un attimo lo standard delle domande. Alcuni ci hanno fatto notare che alcune devono essere male interpretate. Vorremmo farlo diventare uno standard, condividerlo con tutti gli enti in modo che lo possano utilizzare anche al loro interno per la raccolta del fabbisogno, e poi trasformarlo in un open data che possa essere utilizzato dagli organismi della formazione, naturalmente depurandolo di quelle informazioni, nome, cognome, eccetera, ma tenendo quelli più generali, da poter fare statistica, poter capire quali sono i temi maggiormente di interesse e poi pubblicare un report di analisi. Per quello di quest'anno stiamo ancora in corso di elaborazione, pensiamo di rilasciarlo assieme ai documenti e alle slide degli interventi di oggi, quindi tra una settimana avrete anche una prima stesura. Poi la seconda parte che siamo riusciti a fare era quella di definire dei percorsi, dei syllabus. Ci siamo presi un po' tardi, avevamo individuato 3 profili, sempre legati all'AI, insieme all'intelligenza artificiale, assieme anche agli organismi della formazione. Abbiamo rivisto alcuni dei percorsi che avevamo già in corso d'opera. Qui il periodo è stato infelice, era tra il 7 di agosto e il 1 di settembre, quindi erano un po' tutti in ferie. È la fase su cui vorremmo lavorare di più per poter fare in modo e far capire, insomma, che la coprogettazione dei percorsi è un percorso indispensabile, e i tavoli di oggi serviranno, insomma, anche a favorire questo tipo di attività e a farne capire a tutti l'importanza. Non dobbiamo essere soggetti passivi, dobbiamo essere attivi nella costruzione dei percorsi, perché se vogliamo che ci sia una formazione adatta alle nostre esigenze, dobbiamo partecipare. Quest'anno delle 3, 2 hanno trovato già un finanziamento all'interno di Valore PA, con la collaborazione di Challenge School di Ca' Foscari. Il terzo invece non siamo riusciti perché mancavano anche i presupposti di sapere quante persone partecipano a questi corsi. Il dato quantitativo è indispensabile per poterle finanziare. L'altra cosa è che comunque avere già adesso un syllabus costruito ci permetterà, insomma, di intanto fare in modo che tutte le amministrazioni interessate ci esprimano la loro volontà di proseguire attraverso questa strada e eventualmente rimetterlo a finanziamento negli anni prossimi.
Per quanto riguarda invece un'altra iniziativa nuova, abbiamo fatto un riuso di alcuni percorsi di formazione, in questo caso era digitale, l'abbiamo chiamato Digitale Facile TA, recupero del materiale utilizzato per la misura 172, e qui l'abbiamo diffuso a tutte le amministrazioni, 44 enti hanno già aderito all'iniziativa, e abbiamo più di 2.800 600 persone che inizieranno la formazione. L'idea anche qui è di mettere a disposizione, sempre attraverso MyExtranet, il portale, dicevo, della collaborazione, le iniziative, i percorsi, i cataloghi, in modo che poi tutti siano al corrente di quello che stiamo facendo. La difficoltà è anche far conoscere le nostre iniziative. E passiamo un po' a quelli che sono poi gli obiettivi del laboratorio di oggi. Dicevo, vogliamo rispondere a due domande. La prima è cosa vogliamo che l'intelligenza artificiale faccia per noi, e l'altra è di quali competenze abbiamo bisogno. Abbiamo visto anche negli esempi precedenti che servono competenze per utilizzare gli strumenti. Il professor Darè ha raccontato come spiegare a chi utilizzerà la piattaforma, anche se erano docenti universitari, ricercatori, eccetera, è stata fondamentale, e non fornire lo strumento così com'è. E lo stesso anche nell'intervento del Legal Desktop. Anche lì una delle informazioni principali era far capire all'amministrazione qual è lo strumento dato, quali sono le potenzialità, quali sono gli scopi e così via. I tavoli hanno lo scopo quindi di intanto ascoltare e comprendere i bisogni degli operatori, cioè fare in modo di capire di quello di cui avete bisogno, e in modo da poter costruire dei percorsi formativi adatti. Capire quali sono le competenze da rafforzare sull'intelligenza artificiale, sulla base anche di quello che volete fare voi, no? Quello di cui pensate avete bisogno. Noi abbiamo proposto tanti strumenti, magari alcuni strumenti sono già disponibili sul mercato, li state utilizzando. Abbiamo fatto un piccolo questionario, non avete risposto in molti, però il 75% usa tutti i giorni l'intelligenza artificiale, in un contesto non organizzato, dove non hanno ricevuto formazione sull'utilizzo, con il rischio che vengano caricati dati e informazioni. Quindi abbiamo bisogno sia delle competenze di base, dell'utilizzo di questi strumenti, un po' come quando abbiamo imparato a usare la mail, a mandare una mail. Adesso dobbiamo anche capire come interrogare ChatGPT o altri strumenti, e anche invece cosa possiamo fare, qualcosa di più interessante. Quindi le delibere, farci aiutare a fare un'analisi del bilancio, tutti quei documenti di cui ogni anno magari dobbiamo fare una redazione e abbiamo difficoltà a recuperare i dati o a strutturarli. Io direi basta, dopo i tre tavoli, adesso li descrivo. No, Basta, quindi andate dei tavoli. Siamo qui oltre i vedete 10 minuti di l'elenco. ritardo, se Va no non bene, riusciamo a benissimo. chiudere. Qui avete già i vostri nomi. E chi sono i facilitatori? Adesso Ce li hai? non mi dai, ok. Nel tavolo 1, che riguarda, diciamo, è dedicato più alla governance della trasformazione digitale, quindi RTD, sarà Sala qui, rimanete qui. Ok, Sala qui. Genziana. Sì. E ci sarà Antonino Mola. Antonino Mola, alzati così Maristella ti riconoscono. Seguite lui, cioè state qua. Rimanete qua. Nella sala 2, Fresia 1, che è quella subito a destra in fianco, ci sarete con me, Nicola Freddo e Gabriella Agliai. Gestione delle relazioni e comunicazione, quindi tutti i rapporti con il cittadino, digitale o meno. E la terza, invece, sempre corridoio, la porta successiva, con Stefano De Colle e Eleonora Galesso, lo seguite. Dove invece analizzeremo le ottimizzazioni dei processi. Allora, siamo un po' in ritardo, vi prego, estrema puntualità, 12:45, così fatti i 40 minuti previsti. Ci vediamo qui, puntualissimi e con le idee soprattutto chiarissime. Buon lavoro! Grazie a tutti. Bene, quasi perfetti. Ripartiamo per questi ultimi minuti di restituzione dei gruppi di lavoro. Inviterei quindi Antonio Candiello, che è stato
Ti sei offerto? Sì, si è offerto, come tutti, grazie per... Ha insistito, quindi lasciamogli la parola per presentare in modo sintetico i risultati e gli output del tavolo governance. Dove vuole Antonio Candiani? In piedi, però non ti sentono forse. Serve un microfono. Ecco. Così ti vedono. Benissimo. Allora, grazie, buongiorno. Sostanzialmente qui abbiamo cercato di capire quali sono gli elementi necessari, che secondo noi sono 3 primariamente, quindi il tema delle competenze, il tema dei processi e dell'organizzazione e il tema dei dati e documenti, diciamo. Quindi su entrambi gli schemi li trovate, ecco, quindi che cosa vogliamo che faccia per noi, che ci aiuti a mappare le competenze, poi cosa vogliamo, di quali competenze abbiamo bisogno anche della capacità di individuare le competenze e quindi fare questo tipo di operazione e valutarle, e quindi l'obiettivo anche è che ci aiuti a valutarle. Per quanto riguarda processi e organizzazione, vogliamo quindi identificare questi processi e anche che ci aiuti l'AI a semplificarli. Di fatto servirà una competenza per elencare questi processi e gli use case anche per l'AI, devo dire, e quindi in qualche modo che ci assista. In questo ambito ci sono anche gli schemi di certificazione che ci possono aiutare, quindi che di fatto sono sui processi anche questi. Per quanto riguarda invece la questione dei dati, anche qui ci vuole la competenza per capire quali sono questi dati, e vogliamo però viceversa che lei ci aiuti, quindi vedete che di qua e di là, ci aiuti a lavorare su questi dati che poi sono anche, va detto, spesso documenti, ok? Collegato a questo tema ci sono i regolamenti, le normative, e questo ha a che fare anche quando si pensa a un uso formale dell'AI, perché una cosa è utilizzare gli sistemi, uso le chat, uso questo, uso quell'altro, altra cosa invece è l'adozione vera e propria da un punto di vista formale. A quel punto servono anche gli elementi di tipo normativo. E un elemento che è emerso, che cito un'aggiunta, è la questione dei cittadini, cioè che cosa i cittadini si aspettano da noi. Per questo l'AI potrebbe aiutare proprio per mettere il cittadino al centro, come è emerso stamattina. Io ho finito. Grazie per la velocità, perché ti sei offerto, ma soprattutto per gli spunti interessanti del primo gruppo. Il secondo gruppo, Elisa Vidotto, eccola qua, buongiorno. Si è offerta anche lei? Sì, bravissima. Un'altra che per lo spirito di gruppo, gestione delle relazioni e della comunicazione digitali. Allora, il nostro tavolo aveva una composizione di persone che principalmente gestiscono tutte una grande mole di informazioni e di dati. Ormai tutti ci troviamo a gestire tantissimi dati, dati complessi che sono la parte più importante con cui dobbiamo confrontarci, che siano dati strutturati in un database oppure dati che ci arrivano dai cittadini come URP. Per cui la parte che ci aspettiamo in cui l'AI ci aiuti è l'analisi di questi dati e un aiuto personalizzato nelle risposte che possiamo dare all'utenza in base a quello che ci è stato presentato in precedenza, piuttosto che nella costruzione di chatbot che ci aiutino nelle risposte che possano essere personalizzate su quello che è già stato presentato dai cittadini o sui casi e sui dati già analizzati di quello che abbiamo già ricevuto. Che sia un accesso veloce a queste informazioni, anche quando sono complesse, multiforme, un accesso veloce con dati confrontabili che noi impiegheremo molto tempo a recuperare e ad analizzare. Anche cose più semplici che possano magari aiutarci nell'attività di tutti i giorni, come risposte alle mail che sono magari ricorrenti, quindi risposte tipiche alle mail che ci arrivano, piuttosto che alle redazioni di report, relazioni annuali, verbali, atti.
piuttosto che individuazioni di segnalazioni che hanno criticità, ticket che rimangono in sospeso, certificati o istruttorie che non vanno avanti con le tempistiche che dovrebbero avere secondo i termini procedimentali. Cosa ci aspettiamo invece dal punto di vista delle competenze? Di cosa abbiamo bisogno? Sicuramente abbiamo bisogno, anche noi come hanno evidenziato nel primo gruppo, una formazione su come utilizzare i dati sensibili. Abbiamo parlato di dati in possesso della pubblica amministrazione e di dati che arrivano dai cittadini. Abbiamo bisogno che qualcuno ci dica in modo sicuro come possiamo usare questi dati. Di certo non possiamo mandarli, metterli in mano a ChatGPT a caso e spararli in internet e che divengano di dominio pubblico. Abbiamo bisogno anche di capire come estendere correttamente i prompt per ricevere delle risposte corrette alle nostre domande, perché se non sappiamo cosa chiedere non otterremo mai la risposta giusta. E poi dovremo avere le competenze per valutare in modo critico le risposte. E infine abbiamo bisogno di conoscere la normativa di riferimento. Grazie a tutti. Grazie anche ad Elisa. Riccardo Ruggero. Tu ti sei offerto, Riccardo? Sì. Sì. Anche tu. E ottimizzazione dei processi. Ecco sì, il tavolo numero 3 si è occupato principalmente di analizzare come ottimizzare i processi tramite l'intelligenza artificiale, che è uno strumento davvero molto, molto interessante. Con il giusto addestramento si possono andare a eliminare e limitare tutti quei processi manuali che occupano molto tempo, che non richiedono particolari competenze e che quindi possono dare la possibilità anche agli operatori di occuparsi delle cose più complesse lasciando all'intelligenza artificiale il lavoro sporco. Abbiamo parlato anche di cosa vogliamo che l'AI faccia per noi e siamo partiti dal disegnare i flussi operativi standard, quindi come orchestrare i processi tramite l'intelligenza artificiale. Abbiamo già detto anche l'attività a basso valore aggiunto che l'intelligenza artificiale può fare per noi, non facendoci perdere tempo prezioso. Tramite l'intelligenza artificiale abbiamo pensato che si possa anche utilizzare per bonificare i dati, perché molto spesso abbiamo grandi moli di dati che non sono puliti, necessitano di essere sgrezzati e sistemati in modo tale da poterli utilizzare. Questo sarebbe un lavoro che manualmente occuperebbe tantissimo tempo e tantissimo impegno, ma che l'IA può davvero velocizzare. Può aiutarci anche a supportare e razionalizzare il lavoro degli operatori di back office a favore del lavoro di front office, che difficilmente può essere fatto completamente dall'AI, anche se tramite gli agenti ovviamente possiamo anche migliorare anche quello. Anche utilizzata per il supporto e la velocizzazione degli affidamenti pubblici, nel supporto e nella verifica degli elaborati progettuali, che è un'altra attività davvero molto lunga e molto pesante, perché ci sono tantissime pagine di documenti che l'AI può leggere in pochissimo tempo e farci anche un resoconto su dove potrebbero essere le problematiche. Nel monitoraggio e nella prevenzione delle anomalie problematiche, in questo l'AI è molto forte, nell'ausilio nella governance e anche nell'analisi dell'urgenza degli interventi e soprattutto nella semplificazione e nell'efficientamento dei processi, come il supporto alla redazione degli atti, la gestione del protocollo e attività analoghe. Le competenze necessarie per poter fare questo e anche per poter progettare un'AI adatta servono competenze di project management e le competenze specialistiche di settore e la consapevolezza anche dei rischi che l'AI può portare, poiché va addestrata in modo adeguato e soprattutto specifico per i processi, poiché un'AI generalista adattata a processi complessi può dare dei risultati non propriamente corretti, qualche volta potrebbe azzeccarci, qualche volta no. Invece a noi servono AI specifiche e addestrate per fare per questi processi. Serve introdurre ruoli di innovation management che gestiscano questi processi di trasformazione e di addestramento dell'AI, e serve anche un'attività di co-design proprio di questi processi per fare in modo che l'AI sia correttamente addestrata e quindi coinvolgere tutti i settori e tutti i soggetti interessati ad erogare questi servizi.
Grazie. Nicola, poi condividiamo ovviamente i risultati. Sì, tutto il materiale, anche la registrazione dell'incontro di oggi verrà messa a disposizione nell'arco di una decina di giorni. La troverete sempre nello stesso portale MyExtranet dove avete fatto la registrazione all'incontro di oggi, così daremo anche visibilità dei lavori a chi non ha potuto partecipare. Che dire altro? Allora, dal punto di vista prima dei saluti, per chi aveva prenotato la visita, la facciamo, la visita al data center, avevamo 25 persone che avevano già dato adesione, la facciamo subito dopo il rinfresco e quindi dalle 11:40 fino alle 2, e alle 2 potete tornare a Scappare. fare via. Quindi, grazie Nicola. Allora, permettetemi di partire dai ringraziamenti perché, come sempre, poi c'è chi arriva agli eventi come me e sa poco, poi si trova sul palco, ma ci sono persone come Nicola, Gabriella, Eleonora, Stefano, Antonino che li organizzano, quindi grazie a chi ha organizzato questo evento perché senza questa squadra eccezionale, Maristella anche che vedo, ma tanti altri, sarebbe veramente impossibile raggiungere questi risultati, quindi grazie. Come sapete ci teniamo a vederci periodicamente in faccia perché farli online sicuramente fa più facile, più semplice, però non è la stessa cosa. I saluti finali in realtà sono difficili da fare perché gli argomenti che abbiamo trattati sono tanti. In più mi sembra di aver capito anche gli ultimi i 3 interventi spontanei dei 3 relatori finali ci hanno fatto un quadro in cui le cose da esplorare sono ancora tantissime. Abbiamo temi sui dati, temi sulla privacy, temi sulla formazione, aspetti architetturali, tecnologici, di competenze, ambiti di utilizzo che potrebbero essere tantissimi. Quindi l'unica cosa certa è che è sicuramente un mondo da esplorare, non del domani, perché anche i casi di Lucrezia ci hanno fatto capire, ma di oggi, è già da oggi che dobbiamo metterci sulla testa. Ecco, quello che vi possiamo proporre è un percorso da fare assieme, un percorso che in qualche modo si basa sui pilastri di questa coalizione. La prima è, noi siamo una comunità che vuole apprendere. Quindi questa è la prima sfida. Chi fa parte di questa comunità sa che si deve mettere in gioco perché c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi la prima sfida che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi sarà quella di continuare a capire che cos'è l'intelligenza artificiale e come si applica. Ma siamo anche una comunità che vuole fare, quindi ci attiveremo per creare quei laboratori che dicevamo prima, perché dal fare, dal capire, da fare piccole sperimentazioni, POC, proof of concept, chiamateli come volete, piccoli pilota, noi potremmo farci un'idea più chiara di come funziona, perché ce l'ha detto prima anche il professor Re, ci sono modelli LLM che funzionano bene per certe cose, modelli che funzionano per altro, dobbiamo prima di noi tutti capire, quindi siamo disponibili e se ci volete in qualche modo seguire o iscrivere, rinnovare la vostra adesione alla coalizione, faremo anche partire dei laboratori. Terza cosa non scontata, siamo una comunità che condivide soluzioni, perché in questi anni Regione Veneto ha messo a disposizione piattaforme abilitanti trasversali. Anche noi ci stiamo interrogando su come, con quale modalità, con quali idee condividere soluzioni di intelligenza artificiale, in primis dentro già delle piattaforme che abbiamo noi ovviamente, però una cosa è certa, non ha senso che ognuno si faccia la sua, spesso creando in loco, lavorando magari su ambiti molto specifici, forse ha senso se per alcune progettualità abbiamo anche delle condivisioni, delle soluzioni condivise. Quindi apprendiamo, pratichiamo e magari condividiamo delle soluzioni, un po' sarà gli indirizzi che useremo nei prossimi 12 mesi per esplorare ancora di più il tema dell'intelligenza artificiale. Quindi io non ho altro da dire, c'è un di rinfresco gentilmente offerto da Infocamere che oltre ad ospitarci ci fa fare un bellissimo giro a un data center qualificato che per chi non l'ha visto vi invito a farlo perché è un tema magari un po' più nerd del data center, però se uno non capisce la complessità del data center, non capisce come spesso fare 2 click non sia così semplice, dietro c'è un mondo, c'è Dario che sorride, c'è un mondo che noi diamo per scontato perché giustamente dovrebbe sempre funzionare, ma come insegna la storia di AWS stamattina, ogni tanto questo doppio click non funziona, quindi buona giornata a tutti, grazie ancora per essere qui e ci vediamo al rinfresco.